Sta lottando per vivere il giovane 17enne di Tezze sul Brenta, ricoverato da sabato sera per una meningite batterica al reparto di rianimazione dell'ospedale San Bassiano. Una febbre alta che non accennava a scendere e poi la corsa al pronto soccorso, immediata la diagnosi confermata dagli esami di laboratorio, meningococco di tipo B. Dopo 48 ore di terapia, ancora gravissime le condizioni del paziente, un segnale stabile che in termini medici ridurrebbe le speranze di guarigione, ma il 17enne non si arrende. Una forza forse che porta con sé dai campi da basket. Il giovane infatti è una promessa della pallacanestro veneta, guardia e ala, cresciuto nell'NBA Bassano, un titolo italiano under 14 con la fascia da capitano, l'Orange One e poi la grande scommessa riese in Serie C Gold. Un talento, un giocatore di un'intelligenza superiore, oltre che un punto di riferimento della squadra. È così che parla commosso Massimo Sonda, vice allenatore della Riese e responsabile dell'NBA Bassano, che ha visto crescere il cestista dai suoi primi canestri ancora bambino fino all'ultimo allenamento di venerdì, prima della corsa al pronto soccorso. Una comunità sotto shock e spaventata, quella di Tezze sul Brenta. Oltre 75 le persone che già da ieri pomeriggio sono state sottoposte alla profilassi nella sede del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Ossette Pedemontana. Mi è anche stato riferito della necessità di contattare tutte le persone che negli ultimi giorni erano state in contatto con questo ragazzo per poter procedere alla profilassi prevista secondo il protocollo sanitario in queste situazioni. Profilassi per familiari, amici, compagni di basket e di scuola. Il giovane infatti frequentava la quarta del liceo da Ponte di Bassano del Grappa. Hanno contattato gli insegnanti, la scuola, per poter avere l'elenco di tutti quanti i compagni di scuola. Come sta la famiglia? Il ragazzo è in gravissime condizioni. Mamma mia, io spero che questa faccenda si risolva nel migliore dei modi. Il mio primo pensiero è proprio al ragazzo, alla famiglia, che peraltro conosco personalmente, e con tutto il cuore gli auguro di poter uscire positivamente da questa brutta avventura. Speriamo in un miracolo, sindaco. Sì, speriamo proprio in un miracolo. Un miracolo, e questo a cui si aggrappano anche gli amici. Più di una ventina di ragazzi questo pomeriggio infatti si è recata all'ospedale San Bassiano, insieme per stringersi ancora nella speranza.